Vi sono particolarmente grato intanto per non farmi sentire un intruso in questo contesto, in questo prestigioso presidio della poesia, della letteratura, della lingua sarda, della nostra cultura. E vi porgo le mie scuse se il mio intervento lo affido all'italiano, ma davvero non renderei un buon servizio al sardo, di cui voi più di altri in questi oltre 60 anni avete favorito ruolo e rafforzamento. Nei miei oltre 45 anni di attività giornalistica ho voluto sfruttare mezzi e opportunità di questa professione anche per effettuare una costante ricognizione e approfondimento sullo sviluppo e l'articolarsi della scena musicale sarda. L'ho fatto senza alcuna formazione accademica alle spalle, ma con l'umiltà della passione e dell'interesse per capirne io per primo di questo patrimonio così ricco e originale, e anche sull'eccezionale dinamismo e inventiva di quanti in Sardegna fanno musica anche al di là dell'ambito strettamente tradizionale.